2 anni dopo, il re mandò alle città di Giude un sovrintendente di tassis, che arrivò a Gerusalemme con un grande esercito. Urfasè, imbroglianti, un discorso di pace e lo ricroderi. Ma a botte sclop al plombà sulla città, immolà cos tremens e al fasè morì un evore di inti in Israele. Al fiscale città, i defuc e a sdrumà gli sostiasis e gli smuris che aveva d'intorno. A menare in sclavitù gli femmini sei frus e a fare in tutti il bestiam. Poi a fare in su, torator de città di Davide, un mur grande e fuerte, con toressis ben siguradis, e queste diventà la loro forteccia. A mettere in denti un rassate e cence religione, oms scelerati, che le rinforciarono in modi plui, a portare in denti armi e mangiative, e ingrumate duce che aveva inraffato in Gerusalemme, lo poiarono lì e a diventare come una grande palisse. Questa al fò un pericolo per il santuario e un nemico seguitivo chiamato di tristeri per Israele. A spandere il sangue innocente torator dal santuario e a profanare il luogo santo. Per colpe loro e schiampà la inte di Israele e la città diventò un covo di foreste. E diventò foreste per suo inte e i suoi figli l'abbandonarono. Il suo santuario al diventò una desolazione tanto il deserto. Gli suoi sagris si tramudarono in un corotto, gli suoi sabidi un riviel, il suo onore un sbeleccio. Tan grande era stata la sua gloria, e tan grande al diventare il suo disonore, e il suo splendore si tramudò in corotto. Poi il re al mandà per il suo ream l'ordine che duce facessero un popolo solo, e che ognuno al buttasse di bande li lecce che aveva. Duci i popoli si plearono all'ordine del re. Anche un gruppo di israeliti accettarono di ubbidirlo e a fare sacrifici ai dios e a profanare la sabide. Il re al mandà a Gerusalemme e a città di Giude atis decresi, mediante dai suoi cursori, là che l'ordinava di là da urdi costumancis stranis alla lortiere, di far cessata al tempio e olocausti, i sacrifici e gli sbagions, di profanare i sabidis e gli fiestis, e di sportiare il santuario e i fedei, di far su altars, templis e anconis, e di far sacrifici con chiar di purcitte e di nemai sos, di lasciare che i loro figli, senza circoncisione, si sporchiassero con ogni sorta di spocchietate e di porcaries, in mute di dismenteare ogni comandamento e di mudare ogni usance. Quel che non avesse agito se un l'ordine del re, lo varesse incopato. Se on questi ordinancis, che li aveva mandati spaduti il ream, al nomenà anche ispettor su tutto il popolo, e ur comandà le città di Giude di far sacrifici, citat per citat. Anche c'è tanto dal popolo si buttarono con loro, int che aveva tradito la legge, e a fare inrobati in tettiere, obleante Israele a platarsi per dur là calciatava un riparo. Talan 145, al 15 di Casleu, il re al mette sull'altare un dio. Anche te città sconfinanti scungiude a fare in suo altars e a brusare in incenso sulla porta de chiasis e te splacis. A sbregavin i libris de lecce, per ordine che io chattava in fur e io buttava in tal fug. Se qualchidun lo brincava in contune copie dal libri dal patte e alveve il fiate di là in denante se on la legge, il befel dal re lo condannava a morte. A trattavin con prepotenze duci israelizi che chiatavin tessitas ogni mese. So redut al 25 del mese, quando facevin sacrifici sull'altar, pasore dall'altar dagli olocausti. Accopavin, seont il befel, gli feminis che avevin fatto circoncidere il loro frus,
insieme cui lor fruttin se picciate tord al quel, con che di chiase e con che cubem infatti la circoncisione. Conduta cheste, però, un evore di loro in Israele si fazer infuarce e coraggio un con l'altri per non mangiare robe socie e a scegliere innanti di morì che non disportiassi con che mangiative socie e di profanare il pat sant. Propit così a moririn. La rabbia di schiadenate persone di Israele e fu tremende.